È partito da Piazza Cavour al Viale della Vittoria il corteo degli studenti di Agrigento a sostegno del movimento dei Forconi che protesta contro il caro gasolio. I manifestanti hanno attraversato le vie principali del centro città per poi tenere un sit-in davanti la prefettura. In piazza pochi studenti, in tanti hanno preferito rimanere a casa, altri invece hanno scelto di darsi allo shopping in via Atenea. Non tutte le scuole hanno aderito allo sciopero. Gli studenti hanno animato la protesta con cori contro il carovita e contro i governi Lombardo e Monti. C'è crisi e le famiglie ne stanno subendo, e ci sono famiglie che non arrivano neanche al 20, no? Al fine mese. Purtroppo il problema è che il governo Monti sta, invece di rimediare tagliando gli stipendi ai politici stessi, sta tagliando sulle famiglie che purtroppo già sono in grave difficoltà. In piazza pochi studenti, non tutte le scuole hanno partecipato, perché? Non lo so, siccome ancora alcuni studenti non capiscono la gravità della cosa, perché ancora ci sono i genitori che, diciamo, i soldi non ce li fanno mancare, però le future generazioni saremo noi, quindi se non ci ribelliamo resteremo per terra. Siamo solidali al movimento dei Forconi che dalla Sicilia si è divulgato in tutta Italia, a partire da Napoli, Abruzzo, Sardegna, Milano, eccetera, eccetera. Ma i motivi principali naturalmente sono la rivendicazione dei diritti siciliani dove? Soprattutto chiediamo il blocco dei prodotti provenienti dall'estero e dalla Cina che vanno a svantaggiare la politica siciliana, soprattutto dell'agricoltura. Sappiamo che la Sicilia è il primo produttore di arance a livello nazionale, adesso questo non lo è più. Lo sciopero è durato 2 ore dalle 9:30 alle 11:30. Nessun incidente ma soltanto un rallentamento del traffico veicolare. Tutto si è svolto nel migliore dei modi anche per l'ottimo lavoro delle forze dell'ordine tra carabinieri, polizia, agenti della Digos e vigili urbani. Qual è il vero motivo della vostra protesta? Il vero motivo è la solidarietà al movimento dei Forconi. È gente che veramente ha perso il lavoro, ha perso la casa, ha perso tutto. Noi magari che cosa possiamo perdere alla fine? Niente. Invece gli agricoltori che campano con i prodotti della terra, cioè praticamente queste tasse li stanno uccidendo e non è giusto. Altri movimenti si sono uniti a quello dei Forconi, Forza d'Urto, ma anche il movimento dei camionisti, perché hanno ragione. A noi ci è sembrato giusto dare una risposta finalmente. Domani si torna in classe? Sì, certo. Domani torniamo in classe, ma non smetteremo mai di protestare, anche dentro le aule, perché io sono convinto che la cultura è la forma migliore di protesta, che alla fine la nuova classe dirigente saremo noi, quindi è giusto fare il nostro dovere.